cisterna carica di solvente si ribalta a Martellago, il carico finisce sull'asfalto, strada chiusa per ore, super lavoro dei vigili del fuoco. Solo per un caso la miscela non ha fatto esplodere il mezzo. Camionisti spesso stanchi per le tante ore di lavoro e la concorrenza spietata, troppi incidenti anche gravi, la categoria però si difende, non bisogna criminalizzare, occorre regole più strette sui turni di riposo. Grave incidente a Padova, motociclista finisce fuori strada, il mezzo si incendia, il giovane 30 anni muore poco dopo in ospedale. Stop definitivo del CSM alla carriera di magistrato di Cecilia Carreri, che nel 2002 si oppose all'archiviazione della prima inchiesta su Banca Popolare di Vicenza e sul suo presidente Zonin. Sul suo profilo Facebook l'ex magistrato ha postato un fiocco nero. Commerciante non si perde d'animo, fronte al rapinatore è entrato nel negozio e lo caccia a spintoni fuori, è accaduto a Scorzè. È svanito nel nulla in Cadore da ormai 2 settimane, la disperazione dei familiari di un 79enne trevigiano. Domani ripartono le ricerche, l'appello della figlia ormai rassegnata, aiutateci a ritrovare almeno il corpo. A Venezia un incontro sul mondo delle carceri, il patriarca Moraglia, la riabilitazione è un percorso che non può essere ridotto a facili buonismi. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. In primo piano dunque il grave incidente avvenuto questa mattina in via Boschi a Martellago in provincia di Venezia. Un'autocisterna carica di toluene si è rovesciata sversando il liquido sull'asfalto. Si tratta di una sostanza infiammabile che poteva esplodere. Sul posto numerose squadre dei vigili del fuoco, il nucleo NBCR e ditte specializzate nella bonifica dell'area, oltre naturalmente ai carabinieri e alla polizia locale. La strada è stata chiusa per diverse ore. La cronaca di questa difficile mattinata nel nostro servizio d'apertura. Poteva esplodere l'autocisterna che questa mattina in via Boschi a Martellago si è rovesciata sversando sulla strada il toluene. Si tratta di una sostanza infiammabile che viene utilizzata in ambito industriale per sciogliere resine, grassi o vernici, ma anche in cosmetica. I suoi vapori potrebbero avere effetti irritanti negli occhi, oltre che naturalmente costituire un inquinante per le falde acquifere. L'incidente è avvenuto nella rotonda che porta al casello autostradale. Il camionista, probabilmente a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia, ha perso il controllo del mezzo che si è rovesciato su un lato provocando una falla nella cisterna. Sul posto sono giunte subito diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona. È stato versato toluene, che è un prodotto chimico come caratteristica assomiglia un po' alla benzina, infiammabile e esplodente nel caso poteva esserci anche un'esplosione, insomma. L'autocisterna trasportava 40.000 litri di liquido, oltre 1.000 sono finiti sull'asfalto. Le condizioni meteo sono state sfortunate per l'avvenimento, però ha evitato magari delle scintille perché un po' di prodotto è stato sversato. E comunque dopo sono arrivate le squadre, hanno fatto un letto di schiuma e l'autista è stato portato all'ospedale. Adesso la situazione che vedete è in sicurezza perché il prodotto è stato trasportato su un altro camion. Sul posto anche il nucleo NBCR, nucleare o biologico, chimico, radiologico e gli uomini dell'ARPAV per la valutazione dello stato di qualità ambientale e le attività di monitoraggio. Non solo, ma hanno anche seguito l'intero iter di bonifica per il ripristino dello stato dei luoghi. La strada adesso è prodotto anche un po' corrosivo nei confronti dell'asfalto perché la benzina in ogni caso, questo qui il toluene fa la stessa cosa e si sta un attimo cercando di limitare il danno. Vedete quella macchia lì è un attimo con una ditta specializzata che sta cercando di togliere il più materiale possibile, insomma. La strada ovviamente è stata chiusa al traffico per permettere le operazioni di bonifica e rimozione del mezzo. Il camionista è rimasto ferito e è stato trasportato con l'ambulanza all'ospedale cittadino. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto anche i vigili urbani di carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. Intanto camionisti sotto accusa dopo gli incidenti a raffica lungo la tangenziale di Mestre. La segreteria regionale della CNA dice non criminalizziamo gli autotrasportatori, occorrono regole più strette sui tempi di riposo.
Le ultime code chilometriche, l'ultima mattinata da incubo in ordine di tempo per chi deve percorrere la tangenziale di Mestre alle prime luci di venerdì, quando a causa di un incidente si sono registrati rallentamenti all'innesto dell'A27 in direzione ovest. Sotto un fuoco incrociato di polemiche il trasporto pesante e i conducenti dei bisonti della strada. Si tratta di situazioni accidentali, non bisogna criminalizzare la categoria, dice il segretario regionale di CNA Trasporti. Noi diamo tutta la nostra, diciamo così, con aiuto a quello che può dare la categoria in queste situazioni. Diamo ovviamente alle vittime quello che gli era dovuto, ma non crediamo che sia una questione sistemica. Dopo la perdita di traffico a causa della crisi economica, il trasporto delle merci è sensibilmente ripreso, gli scambi al 90% viaggiano su gomma e a questa nel nord-est non c'è alternativa. Quello che oggi noi vediamo sulle strade è semplicemente una ripresa del sistema produttivo Italia, che vede il collettore del trasporto merci la parte finale della consegna delle merci, nulla di più. Poi noi auspichiamo che sia un trend che continua, però vediamo se è una ripresa duratura o se è semplicemente un fuoco di paglia. La categoria si muove all'interno di un quadro normativo che preoccupa in relazione alla spinta dei paesi dell'Est per un allentamento delle leggi che riguardano il trasporto. Noi siamo preoccupati di questo perché oltre alla delocalizzazione, ormai è un fatto conosciuto da tutti, ci preoccupa che sia il personale viaggiante sia le imprese e quant'altro non abbiano più un quadro normativo, non dico rigido, ma sicuramente certo. Se andiamo a una spalmatura indiscriminata dei tempi di riposo di guida, al fatto di concedere al vettore di poter destinare il proprio personale dipendente con riposo, termini tecnici, permettendogli di dormire in cabina per giorni e giorni, tutto questo andrà a detrimento della sicurezza stradale. Drammatico incidente nel Padovano, un motociclista è caduto e ha perso la vita, vittima una trentenne di Selvazzano. È morto nella notte, dopo alcune ore dall'incidente di cui era stato vittima in via Armistizio, il motociclista caduto sull'asfalto per cause che sono ancora al vaglio della polizia locale di Padova. Si tratta di Alberto Rossato, trentenne di Selvazzano. L'uomo verso le 19:15 era in sella alla sua Honda, ancora non si sa se sia caduto da solo o dopo l'urto con un'automobile. La moto, dopo aver vagato sulla strada per decine di metri, aveva anche preso fuoco. Sul posto erano intervenuti quindi anche i pompieri di Padova. Per Alberto Rossato, dopo alcune ore di agonia e una disperata operazione, non c'è stato nulla da fare. Stop definitivo del CSM alla carriera di magistrato di Cecilia Carreri, che nel 2002 si oppose all'archiviazione della prima inchiesta su Banca Popolare di Vicenza e sul suo presidente Gianni Zonin. Vicenza, stop definitivo del Consiglio Superiore della Magistratura alla carriera di magistrato di Cecilia Carreri, l'ex giudice per le indagini preliminari che nel 2002 si oppose all'archiviazione della prima inchiesta su Banca Popolare di Vicenza e sul suo presidente Gianni Zonin. Il CSM ha respinto dunque la sua domanda di rientrare in magistratura. Sul suo profilo Facebook l'ex magistrato ha postato un fiocco nero e un amaro commento: vorrei dedicare questa giornata, il 21 giugno, a tutti i magistrati eliminati perché avevano fatto il loro dovere. Ne ho conosciuti molti, alcuni eliminati fisicamente, altri privati legalmente della loro toga. È la stessa cosa. La Carreri, ricordiamo, ha sempre sostenuto la nullità delle dimissioni del 2009, ricevendo molte solidarietà sui social da parte soprattutto di ex azionisti. Per le motivazioni del rigetto da parte del CSM si dovrà attendere ancora. Al momento infatti, come lei stessa avrebbe dichiarato, queste sono segretate. L'ex giudice ha dichiarato ancora che si ritirerà a vita privata. La Regione del Veneto ripropone anche al nuovo governo la battaglia per modificare in Italia la disciplina degli orari e delle giornate di apertura degli esercizi commerciali. Lo fa con una richiesta dell'assessore regionale allo sviluppo economico e al commercio Roberto Marcato al ministro del lavoro Luigi Di Maio, dopo le prese di posizione pubbliche del ministro su questo tema. È una battaglia, sottolinea l'assessore, che ho intrapreso da tempo insieme alle organizzazioni di categoria del settore, le organizzazioni sindacali, i comitati e i movimenti come Domenica No Grazie Veneto. Ho chiesto quindi un incontro al Ministro per condividere questa battaglia di civiltà per il ripristino delle chiusure festive e domenicali, ma anche per allargare il confronto a temi di particolare rilievo per il Veneto. Sicurezza sul posto di lavoro, se ne è parlato in un vertice in prefettura a Padova con presidio in piazza Antenore.
In presidio davanti alla prefettura di Padova per rivendicare il diritto alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Vogliono tenere viva l'attenzione mediatica e istituzionale sulla necessità di un lavoro sicuro e garantito per tutti, la RSU e i delegati delle aziende del Padovano, i direttivi e le segreterie della FIOM, della FIM e della WILM territoriali. L'incontro unitario richiesto al prefetto di Padova Franceschelli è per i metalmeccanici un momento importante dopo gli avvenimenti tragici che hanno colpito la nostra provincia e soprattutto per chiedere alle istituzioni l'apertura di un tavolo di crisi per il monitoraggio della salute e della sicurezza sul lavoro nel Padovano. C'è bisogno di un monitoraggio costante delle condizioni di lavoro all'interno delle fabbriche, sostengono i rappresentanti dei lavoratori. Questo non dovrà essere un tavolo di discussione, ma un tavolo operativo che verifica e monitora le condizioni di lavoro nelle varie aziende. Uno strumento integrativo e specifico a livello locale del tavolo regionale aperto lo scorso mese. Una parte del territorio comunale di Feltre è stata interessata la scorsa notte da un temporale di forte intensità che ha causato disagi, allagamenti, scantinati e garage e diversi danni. Le zone più colpite sono risultate quelle comprese tra le frazioni di Vallabruna, Arson e Lase. Nel comune, ugualmente a quanto accaduto dopo l'ondata di maltempo e la grandinata dello scorso 12 giugno, ha deciso di chiedere alla Regione del Veneto lo stato di crisi. E adesso andiamo nel comune padovano di Arzergrande, scosso dopo il video della compaesana Meriem, foreign fighter pentita in Siria. Per tutti parla il sindaco Filippo Lazzarin. L'appello di Meriem Rehaili, raccolto da Fausto Biloslavo per il quotidiano Il Giornale, da una tendopoli nel nord-est della Siria sotto controllo curdo, dove la giovane si trova assieme ad 1 migliaio di jihadiste straniere, ha scosso la piccola comunità di Arzergrande. La giovane è scappata di casa per seguire l'ISIS nel luglio 2015, è pentita e ora vorrebbe rientrare in Italia. Per un lungo periodo non si era più sicuri neppure del fatto che fosse viva. Com'è stata presa questa notizia ad Arzergrande, sindaco? Beh, sicuramente da parte della cittadinanza parecchia preoccupazione, mi hanno manifestata anche proprio nei giorni di ricevimento in municipio. Il padre è molto felice, l'ho sentito, e quindi lui auspica ovviamente un ritorno tempestivo a breve. La cittadinanza, ripeto, mi ha sottolineato più volte di prestare massima attenzione. Lei cosa ha risposto? Io ho risposto che sicuramente con la condanna che ha ricevuto ad Arzergrande, fino a quando non ci sarà un supercarcere, non metterà piede. Se rientrasse in Italia, infatti, la 22enne di Arzergrande, che ora è sposata con 2 figli piccoli, verrebbe arrestata ed espulsa dopo aver scontato una pena di 4 anni per arruolamento con finalità di terrorismo. Che effetto le ha fatto vedere Meriem in quel video? Mi ha fatto molto effetto perché io più di qualche volta l'avevo vista circolare per la città con delle ragazze sue compaesane, quindi coetanee. Era una ragazza come tutte le altre. Vederla vestita di nero, quindi con i loro costumi, mi ha fatto molto effetto e devo dire notevolmente cambiata. Commerciante affronta il rapinatore e lo caccia a spintoni fuori dal negozio. È accaduto questa mattina a Scorzè. Si è presentato con il passamontagna a coprirgli il volto e un gancio da fieno in pugno, sperando di spaventare il gestore e farsi consegnare la cassa. Ma le cose non sono andate come sperava l'improvvisato rapinatore, che alle 11:30 del mattino ha fatto irruzione alla cartoleria Buffetti di Scorzè. Quando mi ha detto di dargli la cassa, ho detto scusa, cioè come per dirgli, non ho capito la domanda, cioè, perché tanta gente strana qui. E mi serve la cassa, questa è una rapina. Sono andato fuori dal banco e praticamente l'ho affrontato un po', l'ho preso, come si chiama, per i bracci, l'ho urtato, spintonato fino alla, come si chiama, a scaffale che ho in negozio, praticamente l'ho urtato nel suo scaffale e poi è scappato. Neppure un momento di esitazione da parte del gestore, che racconta di non essere stato sfiorato dalla minima ombra di paura. Ho avuto proprio come si chiama, 5 minuti che, cioè, per farlo in breve, è venuto a casa mia, scusa il dialetto, è venuto a casa mia, dentro a casa mia, cioè, hai capito, là non come se avesse toccato la mia famiglia, hai capito, là non ci ho più visto, dopo ho focalizzato che poteva succedere di tutto. Sull'identità del rapinatore, fuggito a piedi, indagano i carabinieri. Sembrava più un disperato che un criminale abituale, riflette il negoziante. Appena entrato il gancio gli è caduto e quando mi ha chiesto il denaro aveva un'aria tutt'altro che minacciosa. Adesso pensandoci bene, effettivamente lo sto focalizzando ancora adesso, praticamente non mi risultava che fosse una persona
aggressiva, come si può dire, cioè, tu puoi pensare che magari si girasse indietro, eccetera, ma no, è proprio classica persona sempliciotta, diciamo. Ed ora la scomparsa di Giocondo Ghirardo, il 79enne di Vittorio Veneto, di cui non si hanno più notizie da 2 settimane. L'appello della figlia ormai rassegnata al peggio. Aiutatemi a trovarlo per potergli dare la giusta sepoltura. Sono giorni terribili, c'è un'angoscia in tutte le nostre famiglie, familiari, siamo tutti devastati da questa cosa qua. La voce spezzata dal dolore è quella di Monica, figlia di Giocondo Ghirardo, il 79enne di Vittorio Veneto, di cui non si hanno più notizie dall'8 giugno. Quel giorno l'anziano aveva raggiunto la zona di ospitale di Cadore per raccogliere lumache, ma da quel momento più nessuna notizia. Io non so se si è perso o è scivolato o è successo qualcos'altro, non si trova. L'auto di Giocondo Ghirardo è stata ritrovata ai piedi della salita che conduce a Rio Nero, ma dell'anziano nessuna traccia. Magari qualcuno che transitava su quel pezzo di strada da Ospitale a Termine di Cadore, se avesse visto qualcosa di strano, oppure anche un signore anziano che passeggiava lungo strada, qualcosa del genere, che si facesse vivo. Le ricerche da parte del soccorso alpino e dei vigili del fuoco, iniziate subito dopo l'allarme lanciato dai familiari, anche con l'ausilio dei cani molecolari, dopo essere state interrotte verranno riprese domani mattina. Vasta la zona da coprire, per questo la figlia Monica lancia un appello. Qualsiasi persona che se la sente di intervenire col proprio contributo nella ricerca di mio papà, con la testa sulle spalle per non farsi male. 14 giorni di ricerche, 14 giorni di snervante attesa per i familiari. Io la speranza di trovarlo vivo è ormai non c'è più, però perlomeno di dargli una degna sepoltura. 169 evasori totali, 70 imprenditori denunciati per lavoro nero, 70 furbetti dei ticket, ma anche lo spettro delle mafie. L'attività della Guardia di Finanza nel 2017 e nei primi mesi del 2018 svela l'altra faccia della marca trevigiana. 169 e 17 e poi 70, 66, 320, 77. Non sono numeri da giocare, tutt'altro. Qui non si vince nulla, anzi qui si perde. Ci perde lo Stato e quindi ci perde il cittadino. Sono i numeri dell'evasione fiscale, delle irregolarità nel mercato del lavoro, dello spreco e degli illeciti nella spesa pubblica. I numeri messi nero su bianco dalla Guardia di Finanza di Treviso nel giorno in cui celebra il 244esimo anniversario della fondazione del Corpo. Ma come sempre accade per le Fiamme Gialle, la festa lascia subito lo spazio a un bilancio di attività che nel 2017 e nei primi mesi del 2018 ha visto confermare la piaga, o meglio, le piaghe. Scoperti 169 evasori totali che hanno sottratto al fisco 17,2 milioni di euro. 254 le indagini che hanno portato a 257 denunce e 10 arresti per reati fiscali. Sequestrate disponibilità patrimoniali e finanziarie per 2 milioni e chiesto il sequestro per altri 120 milioni per frodi fiscali. Nessun settore immune, dalla ristorazione, all'edilizia, al commercio. Un reato legato spesso a doppio filo con l'uso di lavoratori irregolari o in nero. 372 quelli scoperti, più di uno al giorno, con 70 imprenditori denunciati. E ancora, gli illeciti pubblici, 66 persone segnalate alla Procura della Corte dei Conti, con le Fiamme Gialle impegnate a chiedere per questi il sequestro di patrimoni illeciti per 3,3 milioni. E come dimenticare i furbetti del ticket sanitario, 70 quelli scoperti, altri 14 soggetti denunciati per aver ottenuto illecitamente prestazioni sociali agevolate. E che lo spettro infine della criminalità organizzata sia molto concreto lo testimoniano i 600.000 euro di beni sottratti alle mafie, con sequestri proposti per altri 3,3 milioni che hanno coinvolto 34 persone e 5 persone giuridiche. Mentre la lotta al riciclaggio di denaro sporco ha portato alla denuncia di 17 persone riferite a 1,2 milioni di euro. Cifre che colpiscono come proiettili il corpo sano dell'economia della Marca, ferendolo e spesso uccidendolo. È per questo che l'impegno delle Fiamme Gialle continua senza sosta. Ci fermiamo adesso per qualche minuto di pubblicità, tra poco.
Di nuovo in diretta andiamo a Venezia, dove si è svolto un incontro sul mondo delle carceri. Il patriarca Moraglia ha detto che la riabilitazione è un percorso che non può essere ridotto a facili buonismi. Molte volte anche il tirare in ballo il verbo perdonare in modo non opportuno credo che sia molto negativo per chi anche poi arriva a fatica a dare il perdono. Il tema del perdono di chi si è macchiato di gravi crimini non deve essere banalizzato o ridotto a facili buonismi, secondo il patriarca di Venezia Francesco Moraglia, intervenuto a una tavola rotonda sulla riabilitazione dei detenuti a Palazzo Labia. Il dibattito, che prende spunto dal libro di Angela Trentini La speranza oltre le sbarre, vede la partecipazione tra i relatori del direttore delle emittenti del gruppo Media Nord-Est Luigi Bacialli. Nei confronti dei detenuti lo Stato ha il dovere di rimanere aperto a una possibilità di riabilitazione, puntualizza il patriarca, ma garantendo prima di tutto le vittime il fatto che le pene eseguite siano educative nei confronti della società. Tra i casi citati anche quello di Michele Fusaro, omicida nel 2007 della 42enne di Castelfranco Ioleta Sitani, che potrà a breve uscire dal carcere per i primi permessi dopo appena 10 anni. È inaccettabile che di fronte a crimini efferati, non parliamo solo dei 40 omicidi o dei 100 omicidi che sono citati in questo libro e attribuiti o riconosciuti da imputati colpevoli, ma anche quell'altro caso in cui dopo 12 anni esce dal carcere una persona che si è macchiata di un crimine nei confronti di una giovane donna, e immagino che i genitori siano ancora vivi e vivranno in modo drammatico il fatto che dopo 10-12 anni questa persona sia libera. Occorre saper distinguere, esorta il patriarca, tra il vero pentimento, frutto di un percorso interiore lungo e travagliato, e il pentitismo, che può essere anche una semplice strategia processuale per non pagare fino in fondo il proprio debito. C'è una società che ti interpella ulteriormente, e se tu reciti il discorso del pentitismo, certamente puoi anche esprimerlo esteriormente e puoi anche essere ingenuamente creduto, però dentro di te hai un'altra grande sconfitta. Cambiamo decisamente argomento. Verona si candida ad ospitare nel 2020 la 93esima adunata nazionale degli alpini ed è pronta ad aprire i cancelli dell'arena per l'evento principale del raduno. Dopo 30 anni dall'ultima adunata nazionale a Verona, ha spiegato il sindaco Federico Sbuarina, sarebbe davvero un grande orgoglio poter ospitare questo evento che nel passato si è tenuto 2 volte tra le mura scaligere, nel 1961 e nel 90. Oltretutto sarebbe un bellissimo regalo per la sezione veronese che nel 2020, continua il sindaco, festeggerà 100 anni. Il primo cittadino ha incontrato assieme ai parlamentari veronesi il generale Roberto Genovese, presidente della commissione dell'Associazione Nazionale Alpini, che sta verificando i requisiti delle 4 città candidate: Rimini, Torino, Firenze e naturalmente Verona. Adesso parliamo dell'estate, un'estate che fa i conti con caldo e piogge. Il clima di questi giorni è decisamente variabile, vediamo allora che cosa ci aspetta nel weekend e per la prossima settimana. Un clima che si raffredderà ulteriormente nel corso del weekend a causa dei venti freschi di Bora che provengono direttamente dalla Scandinavia, come la perturbazione che è arrivata proprio sulla nostra regione. Questi venti si puliranno ulteriormente il cielo, tant'è che sabato la giornata trascorrerà all'insegna del bel tempo con un cielo sereno poco nuvoloso, però un clima, come abbiamo detto, fresco, con temperature massime non più alte di 23-24 gradi, mentre le minime potranno scendere fino a 16-17 gradi. Dopo il gran caldo, le piogge di queste ore. Il secondo giorno d'estate è decisamente anomalo e in continua variazione, perché è destinato a cambiare ancora. Assisteremo a un altro ulteriore peggioramento con rovesci temporali che dalle Alpi e le prealpi potrebbero scendere fino alle medie alte pianure della regione. Temperature stazionarie con non più di 24-25 gradi di giorno
e molto fresco la sera con 15-17 gradi. Domenica poi il nuovo ribaltamento. Poi la pressione aumenterà nuovamente, il tempo si ristabilizzerà ulteriormente con cielo più sereno e anche un clima più caldo. Questo clima resterà fino a martedì. È davvero tutto per questa edizione, vi lascio allora le previsioni del tempo per le prossime ore, io vi ringrazio per essere stati con noi, buona serata. Bentrovati al meteo di Antenna 3. Previsioni per sabato 23 giugno. Tempo ancora localmente instabile, ma soprattutto sui rilievi delle nostre regioni. Sul Veneto cielo poco o parzialmente nuvoloso un po' su tutti i settori. Dal pomeriggio saranno possibili dei locali addensamenti sulle aree montuose, ma in genere senza precipitazioni associate. Temperature minime tra 11 e 17 gradi. Valori massimi tra 19 e 25 gradi. Non cambia di molto la previsione sul Friuli Venezia Giulia, ampio soleggiamento sulla nostra regione con cielo al massimo poco nuvoloso, specie durante le ore pomeridiane. Non sono previsti fenomeni degni di nota. Temperature minime tra 12 e 13 gradi. Massime tra 22 e 24 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, sarà in prevalenza soleggiato con cielo al massimo poco nuvoloso al mattino e con locali addensamenti nel pomeriggio un po' su tutti i settori, ma in genere senza piogge associate. Temperature minime tra 10 e 15 gradi. Massime comprese tra 22 e 26 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci.